Ciao, benvenuto. Oggi siamo in Valresia, stiamo salendo al Borgo Miniera Resartico dove ci fermeremo per la notte. Domani vediamo il tempo e se sarà bello saliremo comunque a Forca Slips. Poi se sarà bello saliremo fino sul Plauris, se no scenderemo verso Malga Confin, andremo in Val Venzonassa e torneremo giù verso Venzone o verso Portis. Vedremo domani. Sì, oggi il tempo è un po' così, nuvole basse, molto umido, non dovrebbe piovere, neanche domani dovrebbe piovere, ma probabilmente resterà così. E salire sul Plauris con una giornata del genere non è un granché, insomma si fa una gran fatica per non vedere niente. Quindi per adesso andiamo là, dormiamo al Borgo Miniera e domani mattina quando saremo alla Forcella Slips vedremo cosa fare. Adesso abbiamo circa ancora un'oretta e poi arriviamo su, ti mostro il ricovero e il Borgo Miniera. Allora, siamo arrivati alla casera, il tempo fa schifo, però questo è. Ormai dovevamo venire, l'importante è che non piova. Ormai la stagione sta andando avanti, le giornate si accorciano sempre di più e dovevamo venire assolutamente questo fine settimana, altrimenti dopo in teoria dovrebbe arrivare il freddo, le giornate si accorciano e quindi abbiamo preso e siamo venuti su. L'importante, come ti dicevo, è che non piova. Oggi è così, domani in teoria dovrebbe essere un po' meglio, non dovrebbe piovere, quindi speriamo. Siamo arrivati in casera, adesso te la faccio vedere, è un po' buio dentro, magari uso la torcia frontale. Ci siamo portati dietro da mangiare già pronto, dobbiamo solo scaldare, quindi una volta che accendiamo il fuoco, dopo aspettiamo, abbiamo un po' di salame, formaggio, ci facciamo un po' di aperitivo, poi abbiamo la cena, salsicce e fagioli, poi abbiamo strucchi, Jägermeister, insomma abbiamo tutto il necessario per sopravvivere e passare la notte nel migliore dei modi. Adesso ti faccio vedere l'interno della casera e poi ci mettiamo un po' all'opera appunto con la legna, il fuoco e tutto il resto. Andiamo. Allora, questo è il villaggio Borgo Miniera, dopo ti spiego perché si chiama così. Questo è il ricovero, dietro c'è la legnaia e una cucina esterna, poi c'è la zona principale con una specie di terrazzina. Qui ovviamente adesso non si vede nulla, ma diciamo qui vedresti la valle, quella lungo cui siamo saliti. Questa è la zona sotto, zona giorno, c'è una cucina economica, un tavolino, caminetto. E dopo sono due tavoli, un po' di panche, la credenza con c'è un po' di sale, caffè, un pacco di patate, libro, candele, cartine del parco. Dopo saliamo. Arriviamo al piano di sopra. Qua l'ultima volta che sono stato c'era un grande materasso, adesso hanno cambiato, hanno messo queste brandine della Ferrino e sono le stesse che ci sono anche a Casera Rio Nero, dove abbiamo dormito l'anno scorso, quindi probabilmente il parco ha fatto un acquisto di brandine e ha dotato le casere di queste brandine. Qui c'è un altro piccolo spazietto, ci sono anche due materassi e poi da qua sotto si vede c'è la legnaia, quella dove ti dicevo c'è anche la cucina. Allora, questa è la casera Borgo Miniera Resartico. Quelli che vedi qui dietro alle mie spalle sono i resti del vecchio borgo minerario, del vecchio borgo dei minatori, della miniera del Resartico. La miniera del Resartico si trova qui a 10 minuti circa, è visitabile, dovrebbe essere aperta, sempre aperta, altrimenti il giorno della festa della casera, che non so quando è, te lo scrivo sotto, la aprono e fanno le visite guidate. La miniera è stata attiva dalla fine dell'Ottocento fino a metà del Novecento, estraevano un minerale bituminoso, un scisto bituminoso,
tra la dolomia. Ci sono delle lenti di questo minerale che poi veniva portato a valle attraverso una teleferica di cui si vedono ancora i piloni. A valle veniva macinato nel paese di Resiutta e poi si estraeva un olio dalla distillazione di questa roccia, si estraeva un olio. Avevano fatto anche una specie di benzina utilizzata durante la prima guerra mondiale, ma l'uso principale era olio da lampade e veniva portato quasi tutto a Udine per l'illuminazione sia delle case che l'illuminazione pubblica di Udine prima che il Malignani portasse la corrente elettrica. La miniera dava lavoro a tutta la valle, poi come al solito attorno agli anni 50 è stata chiusa perché non conveniva più e quindi è stato abbandonato, il borgo è stato abbandonato, poi il parco non so adesso in che anni comunque ha ristrutturato questa casera che adesso è sempre aperta e usufruibile dagli escursionisti. Buongiorno, allora oggi è la giornata, il tempo è un po' meglio, se non altro non c'è la nebbia e ci sono sempre così, sempre un po' nuvoloso, però sì, rispetto a ieri è già un po' meglio. E adesso ci siamo alzati, abbiamo fatto colazione, adesso sistemiamo, puliamo un po' e partiamo. Questa che vedi qua è la valle del Rio Resartico, che era il fiume quello che abbiamo attraversato ieri per salire qui al ricovero. Il ricovero è in questa bella posizione abbastanza panoramica. Sì, peccato ieri sera non si vedesse assolutamente niente. Poi qua dietro c'è anche un altro piccolo rio. La prima volta che sono stato qua era completamente secco, però di solito c'è almeno un po' di acqua e è abbastanza comodo perché così si può prendere quell'acqua. Dietro qui nella zona dove c'è la cucina esterna e la legnaia c'è un lavandino con dell'acqua, probabilmente c'è una cisterna, quella è meglio non berla anche se bollita, quella del torrente al limite si può utilizzare. Allora adesso chiudiamo, prendiamo gli zaini e partiamo verso Forcella Slips, qua mette 2 ore e 30, probabilmente staremo un po' di meno, dovrebbero essere un 600 metri. E una volta arrivati su in Forcella vedremo cosa fare. Le nuvole sono molto alte, quindi probabilmente anche se il Plauris sono circa 2000 metri non riusciremo a sbucare al di fuori delle nubi. Molto probabilmente gireremo verso sinistra, scenderemo verso la Val Venzonassa e torneremo giù o a Venzone o a Povici. Comunque noi intanto andiamo fino su e là decideremo cosa fare. In circa 10 minuti dal ricovero, dal borgo miniera, che lo vedi laggiù, siamo arrivati all'ingresso della miniera che è aperta. Si può entrare in miniera, bisogna utilizzare una torcia frontale e poi ci sono delle mantelline e i caschetti all'ingresso, si indossano e si può visitare. C'è un tratto messo in sicurezza in cui si può andare senza problemi. Adesso andiamo a fare una piccola esplorazione della miniera del Resartico.
finalmente un po' di calma, più così da quando siamo partiti, da stamattina che becchiamo nuvole basse, pioggia, è stato veramente molto faticoso arrivare fino qua. Adesso stiamo scendendo verso la chiesa di Sant'Antonio e tra la chiesa dovremo raggiungerla in breve e dopo avremo ancora un'oretta prima di arrivare giù a Venzone. Stamattina alla fine siamo arrivati a Forcella Slips, pioveva, tirava vento, c'era proprio un tempo pessimo, quindi abbiamo girato e siamo scesi verso Malga Ungarina. Lì ci siamo fermati per mangiare, purtroppo tutte le strutture sono chiuse, abbiamo trovato una tettoietta, ci siamo messi lì sotto, abbiamo mangiato 2 robe e dopo però ha iniziato a piovere, c'era anche aria, faceva freddo, quindi siamo ripartiti subito. Adesso così, come ti dicevo, è un po' più calmino il tempo qua, quindi speriamo insomma di arrivare giù senza ulteriori precipitazioni. Adesso tra un po' siamo alla chiesetta di Sant'Antonio, te la faccio vedere e poi noi ci sentiamo quando siamo giù in paese. A dopo. Allora, siamo arrivati sulla strada, adesso abbiamo l'ultimo pezzo e arriveremo giù a Venzone. Siamo di nuovo nella nebbia, oggi è stata la costante della giornata e quindi il giro l'abbiamo, sì, come ti dicevo, quasi concluso. Saremo oltre i 10 km probabilmente, è stato bello lungo e abbastanza faticoso appunto per il fatto che abbiamo camminato molto sotto la pioggia, dopo era umido. Sì, c'era tante foglie bagnate, era un po' pericoloso, insomma siamo dovuti stare attenti, quindi sì, è stato un giro bello impegnativo, comunque sì, è bello, è un bel giro, peccato per la giornata, bisogna essere un pochino allenati e non è facile in alcuni punti, soprattutto dalla salita, dal Borgo Miniera fino a Forcaslips, dopo il sentiero di quota largo sui pratoni sommitali, dopo non ci sono problemi, il problema è arrivare a Forcella Slip, ci sono alcuni passaggi, c'è anche una scaletta metallica, non è niente di difficile, ma insomma se uno non è abituato potrebbe avere qualche problema. Allora io ti lascerò la traccia del giro sotto in descrizione, la traccia GPS, magari metto anche un paio di statistiche, lunghezza, dislivello, e fare questo giro in un giorno la vedo dura, cioè faticosissimo. Così diviso in 2 giorni, dormendo al Borgo Miniera, è un bel giro, soprattutto penso in autunno un po' prima rispetto a quanto l'abbiamo fatto oggi. No, inizio autunno, quando le giornate sono ancora un po' più lunghe, caldine, e ci sono tutti i colori del bosco, anche se sì, come puoi vedere li abbiamo trovati ancora. Comunque secondo me è un giro da fare un po' prima. Allora io spero che il video ti sia piaciuto, ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!